separare i fiori e metterli a nettare qua in qua quello che ha sporcato, tanto per fare capire. Non usa mezzi termini l'esperto in tradizioni veneziane Brandolisio, commentando la vicenda dell'imbrattamento dei due leoncini. Il problema, secondo lui, è a monte. Alle nuove generazioni, dice, è permesso di tutto, con le conseguenze che poi si notano. Un sano squason cotigeri puteo e gera di insegnamento, non ci affonso a testa perché è a testa non si era mai da toccarla, ma a Venezia si dice il cuore non ha denti, quindi un bel squason quando che ti combinavi una marachea da piccolo, dopo da grande ti ricordavi e ti portavi rispetto. Non solo nella famiglia, ma anche in tutte quante le robe che ti circondava, compresa quelle opere d'arte, perché Venezia è tutta quanto un'opera d'arte che si ha vista e, diciamo così, che puoi toccarla tutti quanti. Va da sé che la proposta del sindaco Brugnaro è pienamente condivisa. Sono d'accordo da far genettare, ma sarebbe d'accordo anche in mettere una bella multina, perché se noi altri non che tocchiamo anche il tacui a sta gente e il tacui a toccare bene a sta gente che sporca, a sta gente che si butta in acqua,